E noi Ci qua siamo? dovremmo esserci. Voglio solo controllare un attimo la questione di ieri che ci hanno detto che non arrivavano i messaggi dal Dal tubero. tubo. Io lo vado a ricorreggere, magari. Però non si è messo. Allora, no, che si apre con, si è cambiato di nuovo il browser, quindi si è rimesso quello di Microsoft come preferito e tutte le cose ce l'ho là. Ma vedo dopo se riesco a risolvere in qualche modo. Vabbè, per Sosuka. Se no, vediamo un attimo se si riapre subito. Forse una mezza mandracata la posso far stessa adesso. Guerra dei mondi, tu mi conosci meglio di me. Allora, se si apre il documento e lo apro di là. Allora, facciamo così, copia. Se ti colleghi. Ok. Dai che te lo sei preso. Ok, dovrebbe esserselo preso. L'hai visto? Allora, scopriremo se l'è preso. Allora, Giamox, sei pronto per un'altra incredibile episodio? Parte Sì, recitata, momento comico, sì. momento... non lo so. Questa cosa. Non... Siamo pronti per questo ammasso? Io avvio poi quello che succede, Giamox sta... Vabbè, speriamo in qualcosa di interessante, possibilmente senza le parti con la protagonista. Andiamo avanti. Vabbè, riepilogo possiamo anche saltarlo se vuoi, No, va visto ogni minuto, Vabbè. Gianmarco. L'arte va premiata. Vabbè, riepilogo. Pum. No, no. No, no, no. Dai, fai uscire. Dai. Dai. Marvel Television. Soundtrack spaccano sempre le canzoni che scelgono, mi piacciono generalmente quasi sempre. Probabilmente lo farei anche io se avessi tutti questi soldi. Anche la macchinetta quella per Sì, spararli. devo essere proprio totalmente onesto, lo farei anche io. Questa qua? Sì, Ok. ci sta. Ok, dai, ci Butterei sta. tutti i soldi a terra, tipo al finale di Squid Game, quel malloppone di soldi infinito, e mi ci butterei in mezzo. E tu... niente. A madre Cioè, se lo vuole aprire là, se lo apre là. Poi si vede che in questa realtà può stare più tranquillo, senza problemi. Sono tutti dei buoni propositi. ci sta.
Ma No, fatto cazzata. come cazzo ha fatto a prendere il mantello dal bunker? Ah, Togliti quel non coso. si gioca mai con la roba. Vabbè, loro giustamente non lo sanno questo mo che roba maledetta, credo. Caldo. Perché? Perché? fai. Ecco fatto. E No. che sta prima? Questo non si tocca. Quelli hanno una regola, non toccate il mantello o andiamo a toccare il mantello. Mannaggia la Cioè, mia. io mo vengo là e ti caco nell'armatura. Vedi? E vuoi buscare pure tu? Vivi senza l'armatura, questo ti apre in 48 Ah. modi diversi. Eccolo qua. Ti ha fatto capo e tavolo, quindi penso che la lezione. Però vedi, l'ha presa, tra virgolette, Tranquillamente. Mm. Pistole anche. Tu però sei andato a mettere le mani un attimo. E questa dovrebbe risolvere la cosa. Vabbè, anche il modus operandi. No, c'ha ragione lui in realtà. No, ehi! Vabbè, old però ci parte. No, No. nemmeno, No. neanche lontanamente. Ma funziona, poi. Ehi, io sono la protagonista. Ti ha messo a posto. Potevano fare la serie su di lui. Ma a lui piace quello stile. Solo che costano tanto.
Non c'è i soldi, come le comprate? Cioè, fatto. Lei però fa finta di niente. Tornata da 2 giorni. Settone! Bonsoir, settone. Ciao bello, stiamo vedendo una merda. Al momento è Piatta. sta piatta. Standard Stiamo piatta. vedendo una piatta. Torni da 2 o 3 giorni a casa, tutti sanno che sei senza soldi e compri il super pacco di cuffie super pro. Parlando con il mio amico americano vengo Va dopo. benissimo Settone, Settone, con a noi puoi dopo. venire quando vuoi. Venga. Puoi alzare leggermente il volume, lo zio? Certamente. Perfetto. Un cazzo in mutande. Non penso. Scusami. Non penso. Faccio rapine con l'armatura. Sì. No. Ti hanno sgamato in 3 secondi. Aspetta che mi porto anche il Satanasso a casa, aspetta un attimo. Aspetta. Oh, è arrivato il Satanasso. 4. Oh. Oh, Gio. Poi lui c'è il bunker segreto con le armi nucleari, questo è un altro discorso. È un po' sì, è il color cacchio. Quello trova le bombe atomiche, non trova l'indirizzo di una Ma persona. poi mi dice pubblico, signora è sconvolta. È un uomo bianco, sì, sì. Ok. Unghia laser. È vero, lui mo è diventato un uomo deciso. Signora, vostra figlia compra le bombe atomiche. Penso che ci fa la cazziata, sì. Sì, sì, sì. Questa si chiamerebbe minaccia. Gio, poi mi tocca, veramente, poi le do ragione, se viene con l'armatura e ti spacca la testa, scusa. Problema. Ma non è un pupazzo. No, Della Gioconda. Ah, boh, Disney, capito? Si può fare la giocata da sola, sì, dai. sì. Ma sei un ologramma e poi deve venire pure l'armatura. Com'è?
La stanno mettendo tutti quanti nel culo. Tutti. Esatto. Capito? È il karma, brava, brava sorella. Sì, ma come te la porta a girare l'armatura? Io non capisco. Sì, ho l'armatura che si muove. Voi la sapete costruire? Io sì. Che ne so, fatti degli occhiali high tech e ce la metti dentro. Ok. Oi. Sì, se no come cazzo la porti a giro? Sto cercando Se la queste fai regole. apparire per strada, persone che sanno che è morta, ci rimangono un Sì. attimino. Vabbè, un ologramma, diciamo, devi acchiappare proprio chi la conosceva. Non funziona. Hai sfidato The Hood. Joe si è incazzato. Poi c'è Niente. tu a Gio che deve essere più deciso a non farsi Ma è trattare male. troppo deciso, sto ragazzo è diventato. Però c'ha ottima tecnologia la zia. Effettivamente trovare rivenditori sul mercato nero di cose per un'armatura high tech soltanto facile. Perché ha detto prima tu e poi dopo ha detto Natalie, vabbè. Ma se ci pensi, lo zio sembra quasi la stessa cosa di Karu, l'estate in cui Karu è morto. Non c'è un corpo qui, però tu dici, io ho gli stessi La cosa che ti ricordi dicevo l'altra volta, cosa la stessa cosa. No, hai ragione, infatti. Io ho i ricordi di quella persona. Non sarò proprio quella che era lei, però ce li ho. Però Mi ricordo le stesse cose, sono uguali. Ci possiamo adattare. Sì. Erede di Tony Stark, ricordiamolo. Per tenere alta la sua identità, il suo non valore. Bastava. Peter Parker era perfetto, un figlioccio, tra E l'altro. da qualche parte, diciamo. Lui sì. Da qualche Speriamo parte, che la travolga mentre no, vola non per la penso, città. non penso. Peggio. Perché come Al Capone ma con i poteri mistici, quindi. Ma tu quindi senti anche gli odori? Possibile. Vabbè, intelligenza artificiale, super evoluto. Non può sentire gli odori.
Morti. Quindi sono stati riempiti di piombo. Ah no, che dicevo io, Qualche colpo volante. non ha capito allora. Gliel'ha spiegato 3 volte, in facciamo. molti modi che è la sua amica, però con poteri Si è messa avanzati. i cosi nel Va cervello, bene. no? Lei sa tutto quello che sai tu, figa! Quindi anche la personalità esatta della persona si è andata Sto a per avere vedere. un ictus. Oh, Oh no? che è successo? No, l'armatura. È morto lo zio, mi sa. Ecco. Mm. Oh, chi l'ha ammazzato? È stato Hood? Perché? Se però è Sembrerebbe stato Hood? che è stato sostituito. Perché ha ammazzato? Se gli togli il mantello, però. Metti sicurezza, fatto. Vabbè, circa. Tu dovevi andare a gioco comunque, Ecco. Ma tu non puoi tagliare Come il cazzo mantello. strappi un pezzo da No, mantello? tu cioè le forbici, capito? Tu prendi tessuto, lo tagli. No, ma magari lo puoi pure fare, ma ti aspetti che quello non se ne accorga. Ah, Va vediamo. bene. Ma ce l'ha pure in petto tutti questi tatuaggi l'ultima volta. Sì, crescono sempre più. Perché? Erbignani. Il vignasa. Sarà qualche pratica di Sì. meditazione, sì.
Che mostro rischio ogni volta mi avevate i piani e quant'altro. Qua ti sta dicendo che non c'è Non niente c'ha nulla di male, in una base dove non possono essere usati oggetti metallici e quant'altro. Come lo assalti? non lo so. Cambiate obiettivo. Ecco, a posto. Vabbè. Cioè, si è fatto incazzare da una frase di merda di un tipo. Fidati di me, ultime parole famose. No, 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 Ho fatto brutta installazione. no, non si Brutta fa installazione. così. Poi, Tira quel coso, fai così. Posso fare. Io ho l'armatura atomica, tu c'hai le bombe atomiche. uniamo, Uniamoci per qualcosa di atomico. diventiamo Atomic Heart. Che sta facendo? Come papà? Ma Ma che cazzo metti le ceneri? No, no, Gio, no, e no, raccoglie così. no, Gio, non... Aspetta. Aspetta. Ma è quello di Iron Man. Bimbol. Come si chiama? Stain? È il ok. Ok. Sì. Sì. Primo film. Esatto. Ah, Primo film. Bello, questo è un bel ok, collegamento. ok, Questo è un bel collegamento. ok. Non me l'aspettavo. Ok, quindi sei consapevole che tuo padre è un buon uomo di merda. Meno male.
Questo è stato interessante. È stato un bel Sei appena tocchettino. diventato più interessante anche tu della protagonista. Incredibile. Guarda che c'ho l'abilità, Assurdo. Grande Gary. Sì. Appunto. Bravo, hai usato anche il nome. Bravo, bravo. Tu ti voglio vedere anche da qualche altra parte. Piccolo posto alle Stark Industries. Potrebbe uscirci. A Happy. Dici, guarda, questo è il figlio di questo. Però è bravo. È bravo È Ione, bravo. è pure tecnologicamente alla mano. Invece di fargli prendere le cose al mercato No. nero che rischia anche la morte. Andiamo su porto. Bello, bello, gradisco il PG. Hanno ripescato. Ci stava come collegamento pure ad Iron Man, metti Sì, una cosa del sì. genere. Ma la prima cazzata se lo canta. Ehi, Peccato che la seconda stagione già è stato detto ciao ciao. non potevo fare una serie su War Machine, ero più contenta. Me la vedevo. Questa deve restare qua, mi sa. Cioè, come tu. Non perché? Non lo so. Non lo so, Enzo. Io ormai non me le faccio più le domande di quello che dicono, capì? Aspetta. Prego. Vorrei tornare un attimo Fai indietro e con... sentirla. Vorrei sentirla un attimo in inglese, così, ma... Ah, vai, vai. No, non si bug. Sì, White Boy. Sì. Non so perché. Vabbè, è battuta da Ghetto, lo zio. Vabbè. Spezza un po', non c'è azzecca però. Vabbè. Capisco il ghetto, il discorso, ma in questo momento non è che stanno nel ghetto, quindi... Sembra quasi il raft sto posto in mezzo all'acqua. Nessuno ovviamente ha notato un'armatura volante. No, c'è il silenzioso. Sopra base, no. C'è il silenzioso, sì, Giammo. è silenzioso.
Niente T'ha da fare. controllato? No, ma di fatto t'ha controllato. Fanno tutte cacare le guardie in questi posti, cioè non ce n'è una che provi a fare qualcosa. Ecco qua. Ok. Fatto il tuffo. Vorrei capire più che altro come vuole fare, cioè il tuo piano come funziona di preciso. Ma è qualcosa dell'impero? Sembra il logo dell'impero di Star Wars. Ok, almeno qualcosa di utile l'abbiamo fatto oggi. Ok, stai andando per sotto per quale motivo? Veramente un piccolo respiratore di sicurezza, una cosa, noi siamo andati No, blind. no. Super laser, però boccaglietto, Boccaglietto, una respiratore, no, cosa. no. Perché non penso che è una cosa che fai 50.000 volte. Sì. Ecco. Cioè, il tuo piano è quello di andare mo qua dentro e riuscire a staccargli un pezzetto. Tu stai facendo veramente. Come pensi di fare? Però devo dire la verità, si mimetizza bene. Certo, Ma anche il Jones. rilevatore per il metallo è riuscito a bloccarlo. No, zio, non ci voglio credere. Non ci sto credendo. E l'entità non sente che gli ci stanno prendendo parte. Io sento puzza di cazzata. Tutte le piante in ostaggio. Però che cazzo invece così, proprio va col fingo personale. Devono lanciargli il messaggio Però che non bei li sta funghi, prendendo devo sul dire la serio. verità. Non vi arrendete, no, non ci arrendiamo. Fino alla Ci fine, proviamo, Reagan. Reagan. Vuoi joinare, Reagan? Vuoi partecipare? Ma con l'aserino. E joiniamola. Allora, rimanda il link a Reagan a volo a volo. Ecco qua.
A posto. Problema. Te lo sta dicendo, te l'ha detto. Te l'ha detto. Fottuto. Sei stata tu. Aglia. Mi sa che me lo ammazza la zia. Eccolo qua. Aspetta. Aspetta un attimino. Ma quanto cazzo ci mette sto laser? Fatto tutto il casino e non c'è manco riuscito al momento. Aspetta. Cazzato nero. A posto. Morto. Aia. Yeah. Demon Power. Complimenti, Riri, il tuo piano faceva cacare come al solito. Che Culo. quando? 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 Con l'ultimo colpo che ha dato e poi quando è diventato invisibile È caduto. 3 ore per tagliarlo con un laser. A sto punto poteva pure riuscire a tagliarlo come Facile. scena senza problemi. Vabbè. Palpatine messicano. Sì, sì, i tuoi cazzotti normali riusciranno a sfondare la porta. No, è morto il capo, ragazzi. E beh. Sta dimostrando il suo, ecco, mettiamola Gli così. sta udando. Un po' di confuso. Vabbè. Mi sa che devi correre. Che grande mossa. No, c'è un problema. Colpa tua, cazzata tua, però tu sei un attimo bloccata. Come... Sì. Oh, ragazzi. No. A posto. Sciottati. Grande. Grande Hood. Sei un uomo di merda, perché ormai sei diventato proprio a tutti gli effetti Abbastanza, sì. un totale uomo di merda. Tu sei Però è veramente motivato da qualcosa di più grande. Sì. Sì. Diciamo il potere del demone. Quando si è marginale il personaggio del... Oh, bravo. Ecco. No. Sgamata. Sgamata.
Se non arriva all'armatura è un problema. Aveva detto. Oh, quindi avete confermato. No. No. Pazzesco quanto sia marginale il personaggio che dà il nome alla serie. Sì, sì, guarda che non ne sbagli una. L'hanno detto pure l'altra volta, cioè Aspetta che forse l'ammazza, no. c'è lei, c'è sempre qualcosa che non va nelle scene, ma no perché uno vuole vederlo di proposito. Che metodo è per Però uccidere? davvero sono molto più simpatici e gestiti meglio gli Sì. altri personaggi. Volato anche il laser, così, ottimo. Laser che potevi sfruttare, tra l'altro, puntandoglielo semplicemente in faccia. Ok, loro sono salvi. Ecco. Ma aspetta che forse l'ammazza, così. No, ci sono altre 3 puntate già, ma... Vabbè, ma la tua collaborazione con loro è finita. Penso pure io. Comunque vada a finire, è terminata qui. Meno che lei non lo fa fuori e lui non sospetta che sia stata lei. A posto. Io sono salva. Io sono salva, a posto, il mio l'ho fatto. Ma oggi non l'ha fatto manco apposta in realtà. No, no. Però si è scurdato proprio, cioè non ha manco detto proviamo, no. Lui se muore qui il segreto No, resta qua, con lei. sì, sì, oggi questo muore qua. No. Io posso pure volare. Questa è Ma una posso botta fare di pure un'idea. culo da non sottovalutare, sorelle. Morto. È morto. Ma tu poi scoprirai che in realtà è stata lei. E poi sì. Questo serata team e merda. Questo era proprio il momento per farlo sbroccare a questo. Questa è la goccia che lo farà sbroccare definitivamente. Più che altro in realtà John poteva pure uscire. Ah. Che hai detto? Ho detto John. Sì. Quella è uscita. Perché hai tergiversato là invece di correre verso la porta? Ci sono tante cose in questo piano che non sono vanno andate. bene, Già, dici tu, è il minimo, sì. Si è dimenticata il laser. Ti prego, dimmi che... No, no, non si fa. Dai, un accenno. Fallo vedere. Dai, fatti vedere solo un pochino, dai.
No, ma tu non chiudi Il con lui. doppiatore pure molto bravo Sì. il personaggio. Ehi. Bro, tu non hai potere sul demone. È lui che comanda, non tu. No. Usi le sue regole, ma ancora non hai capito come funziona. Oltretutto mo chi te li fa i tatuaggi, sì. Ha refuso pure il tatuatore. Vabbè, lui quello c'ha l'autocrescita per lo più. Quindi. Sì, sì, Ehi. è lui. No? Ecco, gli sta dicendo la verità. Sta dicendo di chi è stato. Il mantello però come lo sa? Mantello sa tutto, Giammo. Perché è un Mantello sa demone tutto. e vede tutto? È collegato a tu sei chi? O c'ha il pezzo di mantello, quindi può sentire anche a distanza la verità? Vabbè, è la cosa minore in realtà. Non sta bene, Gianmarco. Ok, Non sta mo bene. speriamo vivamente che il fatto che lei non stia bene peggiori a dismisura. Magia cattiva è la prossima puntata. C'è una Quindi- scena post? Qua no, ragazzi. Magia cattiva, quindi immagino vedremo qualcosa legato magari anche a Vorrei Doctor Strange. sperarlo. No, a questo No, lui punto no, butto ovviamente. tutto, Però, che tutto ne so, dentro, mi sì. fai un riferimento a qualche manuale? Mi cacci il Allora, penso che ci siano delle spiegazioni su che cosa c'è di cattivo nel dettaglio, quindi nei prossimi giorni questa è ce la quella vediamo. magia che pure tu conosci così, tipo Nico Minoru, quelle magie Sì, un po' imprevedibili, capi sì. questa qua, quindi magari tu potresti No, ma a sto approfittare. punto, visto che è la quarta e siamo verso la le fine, ultime penso 3. dovrebbero iniziare a dire qualcosa su. Ok, c'è lui. Introducici lui finalmente, perché Anzi, 2 almeno minuti così ce lo all'ultima vediamo. puntata. 2 minuti, appare, fa. Io sono Borat. Va bene così. È valso il Esatto. biglietto per averla vista. Popolo di Guardiglia. Allora, io stacco un attimo la live e cambio il titolo, sempre per i potenti mezzi prima di che staccare, al aspetta, momento non Reagan, abbiamo. a volo, commento rapido È vero. sulla puntata, Reagan, È vero. vai, così, a bruciapelo di quello che hai visto. Parla pure tranquillamente, esponiti. Ma proprio a cuore aperto, amico mio. Dato che non ne sbagli mezza, Reagan, ultimamente, a questo punto. Proprio in tutta sincerità, ecco, proprio c'è chi in automatico se dici che sto telefilm è brutto ti danno contro. Noi lo stiamo vedendo, lo stiamo osservando, ci stiamo ridendo su, ci scherziamo. Bestemmio, soprattutto. Però se a merda non è colpa nostra, noi ci mettiamo tutta buona volontà e la prendiamo con simpatia, ma su certe cose no, non si può fare, ma assolutamente Manco no. Reagan si vuole più esprimere. Reagan, è morto. trova il coraggio e di quello che pensi. È morto durante il corso della puntata, ha avuto un infarto, Reagan. Ma guarda, se non fosse una serie Marvel sarebbe mezza guardabile. Queste sono parole che nascondono una grande saggezza. Perché se non fosse il fatto che è Marvel, È una serie teen. È una serie teen, ha Ok. ragione. Se fosse scollegata, ti potrei dire è una serie con una brutta La protagonista, ma vedrei con interessante. piacere, la vedrei con piacere Esatto. tranquillamente. Il fatto è che noi abbiamo troppe cose dietro. E Buona sedia quello. No, ok ragazzi, la live è finita. Sì, infatti stavamo per cambiare un attimo il titolo, dateci sì, 5 minuti torniamo subito e continuiamo il discorso. E magari riusciamo a vedere anche il finale di The Alters stasera, chi lo sa. Mai. Ragazzi, rimanete qui, riapriamo Facciamo subito.